Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato a orzo distico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Spazio informativo, dunque cordiale buongiorno a tutti per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net. Dunque andiamo a vedere cosa è accaduto nelle ultime ore dalle nostre parti. 2 minorenni sono stati assaliti da un cane di grossa taglia fuggito da un'abitazione riportando ferita al polpaccio e al braccio. Poi l'animale ha mollato la presa dileguandosi nella campagna circostante. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, verso le 17:45, lungo la strada all'altezza di Casale Braide, in comune di Premariacco. I 2 ragazzi stavano camminando tranquillamente a piedi quando sono stati azzannati. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari, i carabinieri per ricostruire l'accaduto. Fortunatamente le condizioni dei 2 ragazzi non sono state giudicate gravi dal personale medico che li ha soccorsi, ma sicuramente per loro tanta paura. E di 3 feriti invece il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato nella tarda serata di ieri nel tratto della A4 tra Latisana e Porpetto. Lo schianto ha coinvolto un'automobile e un furgone. Nell'impatto tra i 2 veicoli, avvenuto per causa in corso di accertamento da parte della Polstrada, anche un terzo veicolo e un mezzo pesante. Una persona si trova ricoverata in gravi condizioni in ospedale. Andiamo a vedere i numeri del Covid della giornata di ieri, perché su 4.299 tamponi molecolari sono stati rilevati 927 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 21,56%. 5.232 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 242 casi, pari al 4,63%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 3, i pazienti ospedalizzati in altri reparti 167. Nella giornata di ieri si registrano 4 decessi. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash. Ulteriori news sul nostro sito friulitv.net e le pagine social a noi collegate. Grazie per la visione e l'ascolto. Non resta che augurare a tutti voi, sono le 9:30 del mattino per chi ci ascolta e ci vede in diretta, una cordiale mattinata. C'è chi ti promette la luna, chi ti promette le stelle, chi farà un nuovo universo se sarà il caso. Noi non ti promettiamo, facciamo. Media Triveneto, il nuovo network del Nord-Est. Chiama senza impegno allo 0434 31 63 25, orario ufficio, da lunedì al venerdì. info@mediatriveneto.com.